Ma io credo che è una stagione che il Palermo sta affrontando in crescendo. Adesso non so, certamente la lotta per il piazzamento playoff è abbastanza dura, però il Palermo ha dato consistenza, un mercato di gennaio intelligente, ma al di là di quello che il Palermo sta cercando di fare quest'anno, dopo la stagione strepitosa dell'anno scorso, è che è entrata in una galassia di proporzioni cosmiche, perché naturalmente la proprietà del Palermo oggi è talmente solida e offre talmente tante prospettive che per il Palermo il futuro è assolutamente roseo come le sue maglie, quindi a un certo punto credo che, al di là di quello che comunque riuscirà a fare il Palermo quest'anno, e sta già facendo bene e molto, credo che le prospettive che aspettano il Palermo siano di grandissimo profilo. Credo sia doveroso fare un passaggio dal su Brescia. Ecco, che tipo di aria si respira all'interno dello spogliatoio? È una squadra che crede in questa salvezza, insomma. Ma ci crede perché in effetti la classifica che abbiamo non è rispondente al valore della squadra, anche se la partenza iniziale è stata illusoria, perché 5 partite vinte su 6 hanno creato aspettative che non potevamo rispettare. Oggi però siamo al contrario, cioè una squadra che ha delle qualità, soprattutto morali, ma anche tecniche, e purtroppo sta vivendo un momento che una squadra che non era preparata a questo tipo di competizione, cioè alla lotta strenua per la salvezza, ovviamente siamo in difficoltà. Direttore, come si spiega la presenza di così tante big, o almeno squadre importanti come Brescia, Benevento, Venezia, Spal, in fondo alla classifica in questo campionato di Serie B? È un campionato capovolto, abbiamo le neopromosse che lottano per la Serie A e abbiamo quelle che pensavano di lottare per la Serie A che lottano per la salvezza. Questo è determinato da una sorta di eccessivo ottimismo. Quest'estate c'era il campionato, in estate si parlava delle grandi aspettative di almeno 10 squadre che dichiaravano di voler lottare per la Serie A, appunto dal Como al Venezia, al Benevento e quant'altro, e che oggi lottano per obiettivi opposti. Quindi il campionato, avevo detto che poteva essere il campionato delle illusioni, sarebbe diventato delle delusioni, e purtroppo così è stato e purtroppo siamo coinvolti anche noi. Direttore, poi nel torneo cadetto viene fuori un club come il Sud Tirol, come diceva lei, neopromossa, è praticamente la rivelazione per eccellenza nel campionato cadetto. Sì, è la rivelazione, però se andiamo a vedere il Sud Tirol è una società che da anni in Lega Pro aveva fatto dei lavori eccezionali, ha uno dei centri sportivi più belli d'Italia, ha un allenatore di grandissima esperienza, di grande carattere, è una società perfetta sotto il profilo gestionale, quindi sorprende il risultato attuale, ma non sorprende che sia una società che può portare una squadra ad alti livelli. Il centro sportivo che sta progettando il Palermo è il primo passo verso, diciamo, una società nuova che possa ambire anche obiettivi importanti. E poi una breve domanda su Corini, anche se si aspettava questo impatto, la seconda esperienza di Corini al Palermo dopo la prima, che era stata non esattamente semplicissima. Per la gioia di Miriam, ma sai, adesso i biglietti. Un attimo solo. Guarda, il centro sportivo è il sogno, la chimera di Palermo. Con Zamparini ho visto 10 plastici, 8 combinazioni, 6 campi, poi 15, leva in campo, metti in un altro, metti la tribuna. E io dicevo, questo centro sportivo ci porta 3-4 punti in più all'anno e soprattutto può dare la gioia ai ragazzi palermitani di esprimersi, perché sono sempre stato convinto, e lo dicevo anche a Zamparini, che Palermo può essere un punto di riferimento per la Sicilia, per i calciatori giovani. Oggi che si parla tanto di necessità di ricostituire un vivaio all'altezza, Baccin lo fece con difficoltà del caso, però avendo un centro sportivo si può creare tanto. Zamparini mi diceva, sai, io non credo molto ai giovani siciliani perché non ne escono tanti, questo glielo dicono per farli comprare ai vecchi.
E allora gli portai uno studio dove dalla Sicilia in 2 anni erano saliti 40 giocatori in squadre di Serie A e B nel continente di grande prospettiva, quindi se fossero rimasti a Palermo sarebbe stato meglio. Mi auguro che si faccia il centro sportivo, perché sarebbe una grande risorsa per il Palermo giovanile. Su Corini non ha esperienza, conosce bene Palermo, poi le esperienze sai sono tutte, anche a Brescia l'anno scorso ha perso la semifinale del playoff, un allenatore di esperienza, un allenatore che sa come muoversi, conosce Palermo, quindi secondo me sta facendo un ottimo lavoro. Direttore, qual è il segreto per vincere i playoff di Serie B? Beh, guarda, le 8 ultime partite in Serie B determinano sempre la classifica finale, quindi sono determinanti queste partite qua finali, come ci arrivi, come ti gestisci, e poi bisogna avere un pizzico di fortuna e sai, se il Palermo entra nei playoff e ripete le serate dell'anno scorso, beh, insomma, le cose sono abbastanza da considerare con ottimismo.